Bene, noi sono tanti anni che collaboriamo, ma prendiamo questa opportunità di questa manifestazione perché abbiamo sia il sabato che la domenica 2 giorni per poter raccogliere dei fondi appunto per l'associazione e quindi abbiamo l'opportunità di raccogliere anche con tante persone che ci sono questa opportunità insomma per dare un movimento anche a questa vendita di meravigliosi fiori. Ci può spiegare un po' in che cosa consiste l'iniziativa e se ne farete di simili in altri momenti dell'anno? Allora, di simili di vendita di fiori c'è solo questa, l'Expo di Conegliano, però viene fatta la maratonina, quest'anno poi specialmente ci sono la ricorrenza dei 40 anni dell'associazione, di cui tutto l'anno hanno fatto varie manifestazioni con teatri, musica e tant'altro. Ma in questa occasione diciamo che con i fiori è l'unica quella diciamo che si fa. Si fa quella con l'uva, con la festa delle associazioni anche, dopo di questa, ma con i fiori è solo questa. La gente sta rispondendo a questa vostra iniziativa, sta contribuendo? Ma la gente sa che noi ormai dopo tanti anni siamo consolidati con la presenza e quindi ci aspetta e aspetta anche il momento che anche se uno ne ha bisogno viene proprio per contribuire a questi fondi, diciamo la raccolta di questi fondi. Quindi si risponde bene, ma che ci sono anche altre persone che sono di passaggio appunto in questa giornata che essendo per beneficenza prendono diciamo, questa occasione come per portare un aiuto a chi ne ha bisogno. Ecco.